È in corso da parte dei tecnici della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un attento monitoraggio della situazione in seguito al protrarsi dell'emergenza maltempo. Pur nella mancanza di particolari segnalazioni di criticità, soprattutto a causa del fortissimo vento di scirocco, da oggi è in corso una ricognizione lungo l'alveo del fiume Salso a Licata, area soggetta alle ultime ore a intense precipitazioni. Grazie alla stazione meteo installata a Licata è stato possibile captare in tempo reale l'entità della pioggia in corso, consentendo al personale della Protezione Civile di effettuare un sopralluogo per verificare il livello del fiume che in passato più volte è esondato provocando gravi danni. Attualmente la situazione è sotto controllo, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è in costante contatto con il centro operativo comunale del comune di Licata, pronto a intervenire in caso di necessità. Confermato dunque dai primi dati l'eccellente funzionamento della nuova sala operativa e del sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico attivo dallo scorso mese di dicembre, grazie al progetto ideato dal Libero Consorzio di Agrigento, il nostro ufficio di protezione civile conferma di essere sempre in grado di intervenire anche nelle situazioni più complesse, ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Pendolino, anche se al momento la situazione non desta particolare preoccupazione. Sembra opportuno valutare con attenzione eventuali criticità nelle aree di maggiore rischio. Ricordiamo che per avere in tempo reale le informazioni sulla situazione delle precipitazioni nelle diverse aree del nostro territorio è possibile collegarsi alle stazioni meteo collocate dal Libero Consorzio attraverso il link nel sito della provincia.